All'alba di oggi la 77enne di Masera accoltellata ieri in casa dal marito Sergio che non sopportava più la sua condizione dopo l'ictus, piange in continuazione, gli era cascato il mondo addosso, racconta il suo legale che chiederà perizia psichiatrica. Tragedia questa mattina dal Vignasego, un 59enne agente della polizia locale di Padova si è ucciso in un parco sparandosi con la pistola d'ordinanza, non ha lasciato messaggi. Momenti di paura in una cartolibreria di Vicenza, due banditi armati di mazza da baseball fanno irruzione nel negozio per rubare l'incasso prima della fuga alla minaccia, se denunci torniamo a vendicarci. Avvisi orali a due minorenni di Monselice dal Vignasego, protagonisti di bullismo, rapine ed estorsioni e coetanei, scattano nel padovano i primi provvedimenti del nuovo decreto del governo. Virale sul web il video della rissa scoppiata per futili motivi tra camerieri e clienti al bar Gran Café Chioggia in piazza San Marco. 3 milioni di imposte non versate, segue la traccia dell'apri e chiudi, la finanza sequestra beni per 800.000 euro di un imprenditore vicentino che non ha pagato tasse per 14 anni. Danni ingenti per una ventina di famiglie dopo la tromba d'aria che ha colpito Borgo Ricco sabato sera, in sopralluogo anche il sindaco Stefani che ha chiesto lo stato di calamità. PM10 ozono, ma non solo, una ricerca della rete europea di data journalism colloca Padova e Verona tra le peggiori città d'Europa per la qualità dell'aria. Buonasera, TG del Veneto, ben ritrovati. Partiamo subito con il sondaggio di questa sera di Ring, un anno di governo Meloni, promossa, questo è il quesito che vi poniamo, vi chiediamo di rispondere utilizzando i contatti che vedete in sovraimpressione, sarà il tema della puntata, ma non solo. Una telefonata allo 0422 16 26 691 per il sì, una chiamata allo 0422 16 26 690 per il no. Meloni non promossa. Andiamo avanti con la cronaca. È morta all'alba di oggi Manuela Bittante, la 77enne accoltellata ieri dal marito nella loro casa di Coste di Masera. Nel carcere di Santabona di Treviso Sergio De Zen continua a piangere, dirsi disperato. La difesa intende chiedere per lui la perizia psichiatrica. Lui è un uomo molto sofferente, piange ininterrottamente, non mi dà l'idea in questo momento che lui sia molto presente a se stesso. Un uomo che piange ininterrottamente, aver appreso stamattina che purtroppo la moglie è deceduta è stato proprio uno shock. Viene descritto come un uomo disperato Sergio De Zen, il 74enne in carcere a Santabona per aver accoltellato la moglie invalida Manuela Bittante, 77 anni, in questa casa di Viametti a Coste di Maser, ora sotto sequestro. Con la morte della donna, avvenuta all'alba al Cafoncello di Treviso dopo ore di agonia, la sua posizione è peggiorata da tentato omicidio a omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Manuela, uccisa a mezzogiorno di domenica con un fendente in pieno petto, a casa era ritornata da pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale di Montebelluna, 1 mese e mezzo di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in lungodegenza per un ictus che l'aveva paralizzata in buona parte, costringendola ad alimentazione con sondino e tracheotomia. Una gestione per la difesa dell'uomo che si è costituito nell'immediatezza del gesto insostenibile, almeno tra le mura domestiche. Si è creata una situazione non voluta naturalmente da nessuno di loro, è rimasta ricoverata presso l'ospedale di Montebelluna per 2 mesi e poi l'hanno riportata a casa, ma in una situazione sostanzialmente quasi vegetativa, insomma, quindi il signore aveva bisogno, era assolutamente in stato di incoscienza, aveva bisogno di un'assistenza, di una cura ininterrotta per 24 ore e il signore De Zen e la figlia sono stati così, insomma, incaricati di svolgere attività, diciamo così, che sarebbero di competenza dei sanitari. Questa è la versione della difesa che chiama in causa di fatto la rete sociosanitaria, tanti però i punti che vanno chiariti. Sembra che la donna, per quanto grave, fosse cosciente della sua situazione e che lo stesso marito, accanto alla figlia Aurora, si fosse detto pronto a seguirla in casa. Il letto, messo a disposizione dall'ULSS, era stato posizionato all'ingresso dell'abitazione. Per lui era fonte di grandissima sofferenza vedere la moglie ridotta in quelle condizioni così improvvisamente, da che stava bene 2 mesi fa. Ritratto confermato dai vicini di casa, ancora increduli per la domenica di sangue che ha sconvolto l'intero paese. Si è visto in condizioni un po' critiche e ha perso le staffe, come si dice. La disperazione, secondo me, che vederla così, che soffriva, basta. Non ci sono altre spiegazioni? Eh? Non ci sono altre spiegazioni? No, per me no.
La cronaca ci porta a Trieste, questione di giorni, forse ore, per sapere la verità, grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. Lo straniero trovato appeso al guardrail della superstrada si è ucciso o qualcuno ha avuto parte nella sua morte? A breve sarà disposta anche l'autopsia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza che inquadrano la superstrada sono già state acquisite. Gli inquirenti sono al lavoro per visionare tutto il materiale disponibile. Questione di giorni, se non addirittura di ore, per sapere la verità. Il cittadino iraniano, l'identità attende ancora una conferma ufficiale, trovato penzolare da una corda fissata al parapetto del guardrail, è arrivato con le sue gambe sul posto per prepararsi al gesto estremo o qualcuno lo ha portato là. Come detto, la risposta arriverà dalle immagini delle telecamere, mentre a breve verrà disposta l'autopsia sul cadavere che chiarirà le esatte cause del decesso. Le domande sono molteplici, dal perché scegliere proprio quel luogo per il suicidio alle modalità così laboriose per metterlo in atto. Perché legarsi mani e piedi, forse per scongiurare l'istinto di sopravvivenza? E poi quei fogli trovati addosso al cadavere, una diagnosi di sindrome ansiosa depressiva e la prescrizione medica della necessità di una visita psichiatrica. E se invece qualcuno avesse avuto parte alla morte dello straniero, magari inscenando un suicidio, se quei fogli non dovessero appartenere all'uomo deceduto, la procura, pur avendo comunicato che gli elementi raccolti sinora non indicano un omicidio, vuole vederci chiaro e non lasciare spazio a dubbi. Le indagini dei carabinieri proseguono sotto il coordinamento del magistrato Maddalena Chergia. Padova al Bignasego, tragedia questa mattina, un agente della polizia locale si è ucciso in un parco sparandosi con la pistola di ordinanza. Ha scelto di togliersi la vita con la pistola d'ordinanza seduto su una panchina di un parco di Albignasego nel quartiere di Sant'Agostino. Tragedia questa mattina all'alba. Il corpo senza vita di un agente della polizia locale di Padova di 59 anni è stato scoperto all'interno di un'area verde. A dare l'allarme un passante che ha subito avvertito i soccorsi, ma quando sono arrivati sul posto per il vigile non c'era già più nulla da fare. Dai primi accertamenti l'uomo, prossimo alla pensione, da tempo viveva un periodo un po' cupo. Si è sparato un colpo di pistola con l'arma in dotazione agli agenti della locale. Accanto al corpo nessun biglietto d'addio alla famiglia, nessuna indagine è stata aperta data la dinamica dei fatti. Il cordoglio per la morte del vigile è stato espresso dall'assessore alla polizia locale di Padova, Diego Bonavina. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, che ci ha scosso profondamente un collega serio e stimato che tutti noi conoscevamo bene e con il quale sovente ci fermavamo a scambiare due parole, ha scritto Bonavina in una nota ufficiale esprimendo la sua vicinanza e quella del sindaco ai familiari e ai colleghi del 59enne. E poi a Vicenza con una rapina poco dopo l'alba, due malviventi hanno portato via 1.500 euro da una cartolibreria, sono entrati con una mazza da baseball. Ore 6, via Trissino. Come ogni mattina Enrico Gianotti, 70enne fratello di Roberto, apre la sua cartolibreria all'angolo con Borgo Casale. Come sempre a quest'ora attende l'arrivo dei giornali. Ad aspettare l'apertura del negozio questa volta però anche due soggetti che si fingono clienti, ma poi minacciano l'uomo con una mazza da baseball e gli intimano di consegnare l'incasso. Era un nordafricano, probabilmente un algerino o tunisino. Però parlava in dialetto veneto, così mi ha detto Enrico. E l'altro italiano forse? E l'altro forse italiano. Sì. Travisati. Però non ha mai parlato l'altro, perciò... No, era volto scoperto, quello uno aveva una felpa con il cappuccio indossato e sotto la felpa nascondeva la mazza da baseball. Sono presentati subito così con... No, prima hanno preso sono fatti mostrare 2 o 3 articoli, hanno preso uno zaino e dopodiché invece hanno, si vede che ha tirato fuori la mazza da baseball, gli ho detto di stare da una parte e nel frattempo hanno rovistato tutti i cassetti, i registratori di cassa e dopo hanno volato nelle tasche di Enrico. 60 euro era il denaro in cassa, ma sfortunatamente con sé Enrico aveva anche 1.500 euro in contanti che avrebbe dovuto depositare in banca. I malviventi gli hanno strappato il malloppo minacciando l'uomo. Ti hanno detto di non fare denuncia alla polizia, che altrimenti sarebbero tornati a vendicarsi. Ecco. E suo fratello ha rispettato? Beh, la denuncia, sì.
doveroso farla, insomma, non si può fare a meno. Certo. Però, se si lasciano passare tutte queste cose così. Un fatto grave che si ripete dopo una settimana dalla rapina alle percosse al titolare della pasticceria Sorarù, ma a tremare ora non è più solo il centro storico. Come adesso c'è paura dopo questo fatto? Insomma, più che altro che il quartiere è diventato un po'... hanno chiuso tanti negozi, ha chiuso la pizzeria, perciò la sera e la mattina presto c'è il deserto, non c'è niente, nessuno. Quando chiudo alle 7:30 è tutto chiuso qua. Domani vediamo, magari vengo anche io. Veniamo in due. Padova, il questore Antonio Sbordone ha adottato 2 provvedimenti previsti dal decreto Caivano, applicati per la prima volta in Veneto. Oggi sono stati notificati infatti 2 avvisi orali nei confronti di 2 minorenni, un ragazzo e una ragazza, che nei mesi scorsi, Monselice ed Albignasego, si sono resi responsabili di ripetuti episodi di bullismo contro coetanei, con la commissione di reati come rapina, estorsione, lesioni ed atti persecutori. I provvedimenti sono stati adottati sulla base delle novità normative introdotte dal recente decreto Caivano del 16 settembre, con la finalità di fronteggiare il fenomeno del bullismo minorile anche con strumenti nuovi, come quelli delle misure di prevenzione personale già previsti ed utilizzati nei confronti dei soggetti maggiorenni. La cronaca ci porta ora a Venezia, nel cuore di Venezia. Siamo in piazza San Marco, calci e pugni tra i tavolini di un caffè durante una rissa scoppiata tra camerieri e turisti. A Venezia torna ad accendersi il dibattito sul basso livello di molti visitatori che arrivano in città. Queste immagini hanno fatto rapidamente il giro della città, riaccendendo il dibattito sul livello medio del turismo che attraversa Venezia. Perché mai finora si era assistito ad una rissa tra camerieri e clienti in un caffè di Piazza San Marco? Claudio Vernier è presidente dell'associazione Piazza San Marco, che raccoglie anche commercianti ed esercenti dell'area e gestisce un locale che si trova proprio di fianco al caffè in cui è avvenuta la rissa. È evidente che stanno accadendo delle cose nell'ultimo periodo che io, che sono veneziano e che ho 46 anni, non ho mai vissuto prima. Quindi è una città che inizia ad avere delle situazioni di pericolo che precedentemente non aveva. Al Caffè Chioggia preferiscono non commentare l'episodio. Il personale ci dice che può parlare solo il proprietario, che adesso non c'è. Ma in fondo la rissa tra i tavolini di Piazza San Marco, scoppiata pare per futili motivi legati all'uso della toilette, è un fatto che va oltre il caso specifico. Il luogo dove è successo lo rende unico, ma non è un evento isolato a Venezia. L'overtourism fa sì che le persone non siano serene, né chi la città la viene a visitare né chi in città lavora col turista, quindi è più facile che le persone arrivino a dei comportamenti sicuramente non adatti. Secondo alcuni, la rissa al caffè di Piazza San Marco è l'emblema del basso livello che sempre più spesso contraddistingue i suoi visitatori. E in effetti da un po' di tempo a Venezia se ne sono viste di tutti i colori. Un campionario di imprese che spesso viene definito di turismo cafone e che nei casi peggiori è anche sconfinato nei luoghi della Movida o a Piazzale Roma in materiale per la cronaca nera. Ma in una città finita negli ultimi anni con l'avere più turisti che residenti, controllare quell'immenso flusso di persone di ogni genere che costantemente attraversa calli e campielli e che con gli anni si continua a far crescere è diventata un'autentica impresa. Persone che si tuffano, persone che mangiano, persone che fanno la qualsiasi, e tutto ciò non è positivo per l'immagine non solo della città ma anche che l'Italia dà all'estero. Con la tecnica dell'apri e chiudi, 3 milioni di imposte non versate, andiamo a Nove, provincia di Vicenza. La finanza sequestra beni per 800.000 euro. Un anno di indagini ha impegnato la Guardia di Finanza nel ricostruire i movimenti di varie ditte con sede nel Vicentino a Nove e nella provincia di Trento, in particolare nella Bassa Valsugana, operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento. Sequestrati 832.000 euro a un imprenditore di origine cinese tra beni immobili, 2 case e una fabbrica nel comune di Nove, 2 auto di media cilindrata e disponibilità finanziarie presso istituti di credito, indiziato del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle
delle imposte e omessa dichiarazione. Non avrebbe infatti versato almeno 3 milioni di euro nel periodo tra il 2007 e il 2021. L'imprenditore, ritenuto dominus del meccanismo illecito, manovrava le aziende utilizzate nel sistema mediante costituzione e rapida cessazione, secondo la ormai collaudata tecnica denominata apri e chiudi. Tutte le aziende erano formalmente intestate a prestanome, anch'essi cinesi ed ex dipendenti dell'indagato, il quale, senza apparire formalmente, curava in prima persona gli aspetti gestionali delle società, dall'apertura dei conti correnti aziendali ai rapporti con i clienti, fornitori e personale dipendente. Ogni azienda, dopo un breve ciclo di vita, chiudeva, tralasciando il versamento delle imposte dovute al fisco e favorendo nel contempo un illecito incremento del patrimonio dell'imprenditore. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. TG Veneto, ben ritrovati. Ripartiamo dal maltempo che ha colpito sabato sera diversi comuni del Padovano, nello specifico Borgo Ricco, danni ingenti per una ventina di famiglie. Il sindaco Alberto Stefani ha chiesto lo stato di calamità. Noi stiamo mettendo a disposizione tutte le strutture possibili, ci siamo interfacciati con la Regione del Veneto ovviamente per dare la possibilità appunto di aprire eventuali stati di calamità. Ora siamo a totale disposizione degli abitanti, nel corso delle prossime ore potremo aggiornare anche loro sullo stato dell'arte. Ha già sentito il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Borgo Ricco Alberto Stefani, un fenomeno localizzato in un'area circoscritta, la tromba d'aria che si è abbattuta su San Michele delle Badesse, frazione del comune dell'Alta Padovana sabato pomeriggio, ma i danni causati alle famiglie interessate sono molto ingenti e alcune non sono coperte da assicurazione. Una prima stima siamo tra le 20 e le 25 famiglie, quindi tra le 20 e le 25 abitazioni, e consideriamo che questa stima deriva appunto da un fenomeno localizzato. La paura che c'è stata è che questo fenomeno interessasse una porzione più vasta del territorio con rischi anche alle persone. L'area sabato è rimasta al buio per ore, alcune zone fino alle 3 di notte. La forza del vento aveva abbattuto un traliccio dell'Enel. Un lavoro importante, quello fatto per ore dai volontari della protezione civile, dai tecnici della società elettrica, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Diciamo che è stato un pericolo scampato se dobbiamo fare un'analisi complessiva, però ora ci sono delle famiglie che hanno dei danni e noi cerchiamo di agevolarli e di essere al loro fianco il più possibile. Padova e Verona tra le peggiori città d'Europa, stiamo parlando di qualità dell'aria. Vediamo i dati. L'aria peggiore d'Europa si respira nella pianura padana, in particolare a Padova e Verona. Il triste primato arriva dalle rilevazioni della rete europea di data journalism insieme all'emittente tedesca Deutsche Welle, analizzando i dati satellitari del servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus. Padova era già tra le peggiori d'Italia per sforamenti di PM10 e ozono. In questo caso ad essere analizzato è un altro dato. Il dato del PM2,5 è un dato importante perché è un particolato fine, quindi uno di quelli che dà più problemi, più rischi per la salute, insieme a tutto il secondario che viene sviluppato in questi territori e che da quelle mappe emerge chiaramente come essere diffuso senza limite, insomma ecco, non ci sono confini per l'aria, non ci sono barriere, il limite è solo quello geografico e la pianura padana è un catino, lo ripetiamo da tempo, e accumula molti inquinanti. Lega Ambiente Veneto chiede da sempre interventi per ridurre le emissioni. Serve dire e decidere quali sono le aree di intervento e su questo Legambiente da tempo sta sostenendo che bisogna intervenire con più decisione sia a livello nazionale, a livello governativo, con maggiori risorse ad esempio per il trasporto pubblico, e poi serve invertire la rotta in agricoltura in particolare, perché le emissioni dell'agricoltura, che sono quelle dell'ammoniaca, che è un inquinante secondario, si compone e poi forma il PM in atmosfera, è una delle più importanti insieme a quella, ripeto, dell'inquinamento che viene dalle auto o dal trasporto privato. A questo si devono aggiungere le direttive che riguardano l'efficientamento energetico degli edifici. Serve invece far partire quello che è un altro capitolo di intervento, che è quello legato alla direttiva Case Green, così conosciuta, per cui dobbiamo riqualificare il patrimonio edilizio, non solo per renderlo migliore e più bello, ma per renderlo più efficiente e a meno consumo. Formare i migranti sì, ma serve creare la squadra, poi ci sono i temi della logistica e del fisco. Il primo anno di governo Meloni al voto della CNA del Veneto.
Primo anno di governo alla prova degli artigiani della CNA del Veneto che venerdì si riuniranno in assemblea a Villa Foscarini. Promosso per l'ascolto, il governo ha dato attenzione alle istanze della piccola impresa e dell'artigianato, ma le aspettative sono molto alte. Per Matteo Ribon, segretario regionale, le questioni più importanti sono ancora al palo. Penso che la prossima finanziaria sarà un campo molto importante di prova. Occhi puntati sul PNRR che ad oggi continua a tagliare fuori una buona parte del mondo della piccola impresa. Su 6.000 bandi a livello nazionale, riferisce Ribon, solo il 17% di questi è affidato a piccole imprese che rappresentano il 98% del tessuto produttivo del territorio. Noi siamo attori non protagonisti, perché in qualche maniera le riforme stanno viaggiando su una dinamica molto legata alla pubblica amministrazione e molto legata a tematiche che devono ancora trovare, per quanto riguarda il nostro mondo, una concreta partecipazione. Noi abbiamo proposto che ci sia una suddivisione per lotti funzionali, in modo che ci sia la possibilità di far concorrere le imprese. Diverse le domande poste che ora attendono una risposta, come risolvere il nodo della logistica, il punto debole del paese. Senza la logistica non riusciamo a sostenere le filiere lunghe. Serve manodopera, gli artigiani sono pronti a formare anche i richiedenti asilo, ma per farlo, dicono, serve una squadra. La bottega artigiana è per sua natura luogo di formazione, ma non può pensare di gestire la formazione solamente all'interno della propria struttura. Bisogna che ci siano dei percorsi di accompagnamento culturale, di lingua, di trasferimento di competenze di educazione civica, tutta una serie di cose preliminari che non possono essere banalizzate. 1 migliaio di persone hanno partecipato all'ultima chiamata per dire no alla realizzazione della pista di bob a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Vediamo. Se è stata davvero l'ultima chiamata, così come recitava l'invito rivolto ai cittadini del gruppo consigliare Cortina Bene Comune, è presto per dirlo. Quel che è certo è che all'appello hanno risposto in massa per dire no alla costruzione della pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026. 1 migliaio all'incirca da Veneto, Friuli, Alto Adige, Lombardia e Piemonte. E Cortina ha raccolto il grido corale dei movimenti che stanno lavorando su più livelli, istituzionali e politici. Ho depositato 2 interrogazioni al Ministro, una in relazione all'impatto ambientale della pista, quindi con gravi rischi in relazione al dissesto idrogeologico, e l'altra interrogazione viceversa l'ho proposta sul tema dell'impatto economico, quindi della sostenibilità economica di questo intervento. Smuovere la politica per tutelare l'ambiente, la salute e le tasche dei cittadini. Quelli di Cortina temono per i costi di gestione della pista che resteranno in capo al comune. Ieri a stretto giro è intervenuto con una nota il primo cittadino Gianluca Lorenzi. Fino a quando non avremo una chiara prospettiva finanziaria e garanzie in merito, il comune di Cortina non potrà fornire una certificazione formale al CIO. Poi la stoccata, l'ennesima nei confronti delle scelte dell'amministrazione ghedina, che, precisa Lorenzi, hanno comportato la firma di garanzie senza una chiara comprensione delle implicazioni per l'economia locale. Sulla costruzione dello sliding center sia in alto mare, l'appalto non è ancora stato assegnato e più i giorni passano a vuoto e più si potrebbero rafforzare le manifestazioni di interesse inviate al CIO da Innsbruck e da St. Moritz. L'alternativa sostenibile, insomma, c'è. È tutto, questa edizione del TG Veneto termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. Colpo di coda dell'estate che a quanto pare non vuole finire nonostante l'autunno sia ufficialmente iniziato. Sole e caldo anomalo dunque sul nostro territorio. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di martedì 26 settembre evidenzia un ampio soleggiamento, cielo sereno o velato, precipitazioni assenti. Temperature di poco sopra la media stagionale, minime sui 13-19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo in genere sereno, tuttavia al mattino nel Tarvisiano saranno possibili delle nebbie che in giornata comunque si dissolveranno. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime sui 26-28 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede anche in questo caso tempo molto soleggiato con temperature miti. Le minime infatti saranno comprese tra 14 e 17 gradi, le massime saranno invece sui 28-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.